sogno da realizzare, questa volta un film tutto in alta quota, perché è successo, come mi pare di aver capito che anche altri è successo, che quando siamo stati chiusi in casa con il lockdown ci siamo tutti messi a scrivere e quindi insomma alla fine qualcuno riesce anche a realizzare questa cosa. E quindi io quando ero chiusa in casa non facevo altro che pensare alle montagne, speravo di poterci tornare, solo che il mio sguardo era proiettato veramente molto in alto questa volta, quindi ho immaginato tutto un film in alta quota, tutto da girare dai 1500, 1800, 2000 fino ai 2700 metri in cui abbiamo fatto già alcune pezze. Quindi in realtà una fatica tremenda, Carla, perché sarà una fatica tremenda. Ho qui con me uno dei miei attori che dopo vi spiegherò, Samuele Berri, che sarà con noi già, cominciamo mercoledì, cominciamo ad entrare proprio nel pieno delle riprese che saranno effettuate in parte nel territorio del comune di Val d'Aone. C'è una valle bellissima, si chiama Val di Fumo, che abbiamo scelto perché era ricca d'acqua e quindi ricca di quelle, diciamo, di quelle storie che noi siamo andati a cercare, anche vecchie leggende, insomma c'è un po' di mistero. È un lungometraggio di fiction, si parla di una montagna inviolata, inviolabile e misteriosa, dove tutti quelli che salgono sostanzialmente non tornano. E un ragazzo, in preda alla sua sete di avventure e di dissidio col padre, decide di salire questa montagna e in effetti non torna. E quindi il padre l'anno dopo, nel cercare di ripercorrere gli stessi sentieri, riparte verso questo viaggio. Quindi è un film sicuramente drammatico, perché c'è questo dolore di padre che va a cercare le tracce del figlio scomparso, ma c'è anche poi una bella fettina di mistero, perché insomma nelle terre alte non si sa mai cosa succede, e quindi noi praticamente arriviamo a poi dipanare la storia tutta in alto, ecco. E anche il pezzetto di teaser che stasera insomma illustriamo qui è tutto girato molto in alto, come dove si respira, è molto fresco, è molto fresco. Mi stavo rapendo per chiudere. No, allora solo una parola, Samuele. Grazie. No, io dico solo due cose brevissime. Questo film credo che insomma, la cifra essenziale sia duplice: da un lato la solitudine e dall'altro l'isolamento che vivono un po' tutti i personaggi. La solitudine che richiama quindi una ricerca di sé e invece l'isolamento una fuga dal mondo. Il mio personaggio ha molto chiara questa dicotomia dentro di sé e quindi cerca un senso della propria esistenza, ma dall'altro si sente oppresso dal mondo in cui vive. Quindi questa è un po' la cifra della visione del mondo di questo personaggio, che poi interagisce anche con gli altri, e questa è sostanzialmente la cifra che caratterizza tutto questo lavoro. La sfida ovviamente per un attore è quello di indossare i panni del personaggio, ma soprattutto quello di spogliarsi dei propri, quindi sarà una bella sfida perché sono personaggi molto stratificati. Grazie, e ora prendiamo questa sfida. E sicuramente la bocca al lupo per la vittoria sulla sfida. Allora, uscirà comunque la primavera prossima, quindi insomma poi vi aspetteremo tutti al cinema. Eccetera, aspettiamo l'invito per la prima.